tutti, oggi con Capoluoghi d'Italia vi portiamo alla scoperta della bellissima città di Rieti. Il comune capoluogo dell'omonima provincia si trova a 405 metri sul livello del mare e conta circa 48.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Cicchetti. Rieti è una città adagiata su una grande valle circondata da monti, è una delle piane più produttive d'Italia, non a caso qui sono stati fatti gli esperimenti in termini di granicoltura del grande Nazareno Strampelli, che rimane una gloria nazionale. Qui fu fatta la battaglia del grano per selezionare una serie di grani importanti che poi hanno sfamato anche la Cina del dopo rivoluzione culturale. Rieti è una città circondata da mura che ancora sono in buono stato e cerchiamo di mantenercele. È una città accogliente, ricca di monumenti e di significative testimonianze del passato. Lo sviluppo della città deve avere naturalmente una matrice turistica, perché le condizioni esistono tutte, la presenza di splendidi laghi, parliamo anche della provincia nella quale siamo incastonati e della quale siamo il capoluogo, ci sono bellezze naturali che incantano i turisti di ogni parte d'Italia. Stiamo lavorando per valorizzare questa che noi riteniamo poter essere la carta vincente per lo sviluppo economico di questa città. Questa notoriamente è la Valle Santa Francescana, alla quale stiamo dedicando grande attenzione anche con l'aiuto del Vescovo di Rieti, che a queste cose è estremamente sensibile. Noi abbiamo un teatro che credo sia un gioiello nel centro d'Italia. Dopo Roma, che non può essere comparata con null'altro, noi siamo in prima fila. Il Teatro Flavio Vespasiano è opera dell'architetto Achille Sfondrini, che realizzò dei gioielli in Italia, il Teatro Reale dell'Opera di Roma e il Teatro Lirico di Milano. Sala Consiliare affrescata da Antonino Calcagnadoro è uno dei gioielli di questa città, accanto alle quali poi figurano prestigiose opere a sfondo religioso.
quindi la splendida cattedrale, alcune chiese importantissime di questa città. Direi che chi viene qui con 2 giorni può star bene, mangiar bene, vivere in serenità una vacanza straordinaria dal punto di vista culturale anche. La diocesi di Rieti ha radici antichissime. Con gioia andiamo ad incontrare il vescovo Monsignor Domenico Pompili. La chiesa di Rieti è legata ad un territorio che è andato progressivamente costituendosi al confine di ben 4 regioni, il Lazio, le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria, e in qualche modo è una terra di confine, una zona di frontiera, e questo territorio ha avuto storicamente un grande rapporto con San Francesco, che qui è vissuto per lunghi anni, approfittando anche della presenza in città della corte pontificia nell'Alto Medioevo. E credo che sia questa la cifra che identifica la nostra diocesi, perché il francescanesimo parla attraverso le pietre, i percorsi, le bellezze artistiche, ma anche la memoria della gente. E in particolare nella Valle Santa è possibile fare un percorso con Francesco, proprio grazie a questa sorta di ideale collegamento che è possibile stabilire tra la città di Rieti e i suoi 4 conventi di riferimento, che sono Fonte Colombo, che tra l'altro è il luogo che viene comunemente definito il Sinai francescano, perché sarebbe quello dove Francesco alla fine si convince a redigere la regola. Poi c'è Greccio, che è legato ovviamente alla memoria del primo presepe. Poggio Bustone, che è il luogo del perdono, e la foresta. Questo percorso attraverso la Valle Santa insieme con Francesco ci aiuta per certi versi anche a riscoprire questa figura che tutti conosciamo, a cui nel nuovo continente furono dedicate grandissime città, e che però ha subito nel corso della storia una sorta di letture accomodanti che ne hanno fatto perdere un po' il vigore e anche l'orientamento originale, che in questa terra è possibile ritrovare. Ecco, questo per dire che Francesco e la Chiesa areatina sono profondamente intrecciati. Attualmente la nostra Chiesa vive anche il dramma del post-terremoto, è un momento
delicato perché dopo la fase iniziale dell'emergenza, dove la solidarietà si è fatta strada e anche le istituzioni hanno saputo dar prova di una certa concretezza, adesso che siamo nella fase più costruttiva, anzi ricostruttiva, si comincia a faticare non poco, perciò siamo un po' come in mezzo al guado, sappiamo che cosa abbiamo perduto ma non riusciamo ancora ad intravedere la linea dell'orizzonte e questo fa sì che la Chiesa sia particolarmente coinvolta perché possa al contrario rappresentare un elemento di incoraggiamento e anche di sostegno innanzitutto alle persone, perché il terremoto è una distruzione anzitutto dei legami personali e poi anche della società nel suo insieme. Detto questo, la nostra Chiesa continua a vivere attraverso appunto questa fase del post-terremoto anche una grande possibilità che è quella di manifestare anche il rilievo sociale della evangelizzazione e quindi da questo punto di vista ci siamo resi conto che stare dentro le vicende degli uomini che sono stati particolarmente colpiti è anche un modo per accorciare le distanze tra la Chiesa e la società e questo penso che sia anche un po' il cammino che ci apprestiamo a percorrere ancora per molti anni. Santa Barbara è la patrona di questa città, di cui la città conserva gelosamente le reliquie che sono collocate all'interno della Basilica Cattedrale proprio sotto il ciborio della navata centrale. È una figura che è molto nota anch'essa per essere la patrona di tutta una serie di persone e di spicchi di società come appunto sono i Vigili del Fuoco. In città viene celebrata con abbastanza partecipazione di popolo a ridosso appunto del 3-4 dicembre. Accanto a Santa Barbara c'è anche la figura di Sant'Antonio di Padova, la cui festa nel giugno reatino rappresenta un po' il momento dal punto di vista popolare di maggiore intensità e che diventa però anche l'occasione per avere dei momenti in comune, complice anche la buona stagione, così da vivere non solo il momento celebrativo ma anche quello della festa. Con lo chef Edoardo Isnenghi andiamo a conoscere le Tre Porte, eccellente e innovativo luogo del gusto. Benvenuti alle Tre Porte, è un progetto nato a Rieti 3 anni fa con l'idea di presentare sotto il titolo di Cibo, Turismo e Cultura tutti i prodotti di questo territorio, sono prodotti buonissimi, cucinarli, venderli e fare un po' di cultura del cibo in questa città che è piena di attrattive interessantissime per i turisti. Il cibo è naturalmente il centro del nostro racconto qui dentro, ci teniamo molto a raccontare il territorio mangiando, quindi diamo molta importanza alla convivialità, al racconto del piatto. Al primo piano c'è una cucina dove cuciniamo i prodotti che si trovano nel negozio al piano terra. Sono tutti prodotti della provincia di Rieti che ha una scelta di materia prima per cucinare interessantissima e variegatissima e la caratteristica proprio di questo territorio attraversato dal Velino e quindi ben irrigato è l'agricoltura e sono i prodotti agricoli, quindi le verdure sono tutte del territorio, le offriamo in cucina fresche, poi i classici salumi di queste zone, i formaggi buonissimi, abbiamo una scelta abbastanza variata di pecorini della zona reatina. In più da poco tempo è ripresa la coltivazione dei cereali nella piana reatina, sono i cereali storici, quelli di Strampelli, con cui noi serviamo i nostri primi classici, quindi la matriciana, la gricia, cacio e pepe, più una serie di interpretazioni
nostre in cucina, della trota, che è un altro elemento che caratterizza questo territorio ricco di acque, l'allevamento della trota. Naturalmente sono pesci di allevamento ma di ottima qualità e freschissimi, perché sono a 3 chilometri da qui. Con la trota facciamo anche dei ravioli, facciamo dei primi, facciamo delle marinature e quindi offriamo, diciamo, in tavola questo territorio. Tutto questo progetto è supportato da una cooperativa sociale a predominanza femminile, siamo circa 18 persone, siamo riusciti negli ultimi tempi anche a coinvolgere i produttori nella cooperativa e nella gestione di questo luogo. L'invito che vi faccio è: se venite a Rieti, che è una città bellissima, guardatevi tutta Rieti, e poi magari dalla mattina alla sera noi siamo aperti salvo il martedì, se volete fare colazione con i cornetti freschi che facciamo noi, oppure uno spuntino a mezzogiorno, oppure una cena un po' più tranquilla e conviviale alla sera con amici. Vi aspettiamo. E da Rieti siamo giunti nel vicino santuario di Fontecolombo, dove San Francesco ha scritto la regola dell'ordine dei frati minori. Andiamo a saperne di più con il padre guardiano Marino Porcelli. Pace bene, ci troviamo in uno dei luoghi più cari alla spiritualità e alla storia francescana, il santuario di Fontecolombo, e precisamente di fronte a quella che noi consideriamo la porziuncola della Valle Santa di Rieti, la cappellina dedicata o chiamata della Maddalena, che Francesco trovò salendo questo piccolo sentiero che dalla città di Rieti porta fino a questo luogo santo. Era una cappella votiva officiata da un monaco benedettino eremita dell'abbazia di Farfa, che si trova qui vicino, e lui chiede ospitalità per portare a termine la lunghissima redazione della regola che poi avrebbe lasciato a tutti i frati presenti e futuri. La redazione della regola francescana è stato un lavoro molto intenso e molto faticoso, perché appunto ancora già vivente San Francesco i suoi discepoli erano più di 5.000 in Europa, quindi era finita la stagione iniziale dell'entusiasmo, del piccolo gruppo, dei penitenti di Assisi che si muovevano predicando la pace e la riconciliazione. Si trattava di organizzare una grande famiglia. Ma nei momenti più critici della sua esperienza di uomo, di cristiano e di mistico, lui a piedi da Assisi viene qui per poter risolvere dei problemi che lo angustiavano. Tornerà qui a Fontecolombo 3 anni prima di morire, perché le tensioni nella fraternità cominciavano a crescere e lui si sentiva quasi incapace di lasciare un testo normativo, perché diceva: l'unico testo che deve guidare la nostra vita è il Vangelo, sine glossa, senza commento. La regola dei frati minori è questa: vivere il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi lui, insieme a 2 compagni, passa alcuni mesi qui per redigere questo testo definitivo che poi la Chiesa approverà appunto nel novembre dello stesso anno 1223. Questa cappellina, detta della Maddalena, non è stata inglobata in una grande basilica come la più famosa assisiana, ma è circondata dagli stessi lecci, dalle stesse querce che Francesco ha visto, e in questo luogo sicuramente ha pregato e si è riparato dal freddo, dalla pioggia e dalla neve e dalle intemperie. Ma lui, non contento, scende nel bosco, dove sapeva che c'erano delle grotte, degli anfratti naturali, dove lui avrebbe potuto essere in estrema solitudine e intercettare, discernere il disegno, la volontà di Dio sulla sua vita e sulla sua nascente fraternità. Quindi noi frati francescani stiamo tentando in ogni modo di valorizzare questo luogo, resuscitando e promuovendo e facendo conoscere al mondo intero un percorso di circa 80 chilometri che tiene uniti come in un circolo straordinario i 4 santuari di questa valle. Un sentiero di circa 80 chilometri che si può percorrere
comodamente in 3 o 4 giorni, dove noi frati diamo ospitalità ai pellegrini. Perché noi abbiamo insistito tanto su questo cammino, tra i tanti cammini che ci sono in Italia, di ogni tipo, di ogni colore, di ogni significato? Perché noi pensiamo che il camminatore, il pellegrino, è alla ricerca di un senso, è colui che cerca dentro se stesso, prima di tutto, quel senso, quella pienezza di vita che tutti noi in un modo o nell'altro desideriamo. E questi luoghi francescani reatini ci danno la possibilità di avere intorno questo clima di pace, di silenzio, di contatto stretto e immediato con una natura incontaminata. E qui il luogo, questo bosco, conserva questa rivelazione di Dio. Ciò che Francesco ha scritto non è la sua volontà, ma è la mia volontà e va vissuto sine glossa, senza nessun commento. Chi non se la sente di vivere in povertà, in obbedienza, in castità, vivendo semplicemente come fratelli, lavorando con le proprie mani, esca dalla fraternità, esca dall'ordine. Quindi questo è un monito molto forte per noi, è qualcosa che l'ordine ha recepito immediatamente, perché sono secoli e secoli che questo luogo è casa di formazione per aspiranti, postulanti e novizi che vogliono conoscere il nostro stile di vita. È qui che si studia la regola francescana, è qui che si fa la prima professione dei voti a Dio. In questo santo eremo sono passati i principali santi della nostra storia, cioè da Sant'Antonio a San Bernardino da Siena, e tutti da ogni parte del mondo continuano a venire in questo luogo per poter bere un po' a questa sorgente e rimanere fedeli a quel carisma. Non tutti sanno che esiste un'antica Rieti sotterranea. Andiamo a visitarla con l'esperta Rita Giovannelli. Benvenuti nella Rieti sotterranea, un itinerario archeologico che si sviluppa sotto la via Salaria, l'antica via del Sale, che attraversava la città di Rieti. In questo luogo speciale si alternano archi del III secolo a.C. che formano un viadotto romano, ma anche ambienti medievali, quattrocenteschi e cinquecenteschi. Il percorso è il risultato dell'esigenza dei romani di rialzare la via Salaria e preservarla dalle piene ricorrenti del fiume Velino. Rialzando la via Salaria, la stessa veniva sempre utilizzata in qualsiasi periodo dell'anno e il valore del sale era salvo. Nel Medioevo si sono appoggiati a questa poderosa struttura case, torre, costruite dalle ricche famiglie di Rieti, quando Rieti, città papalina, praticamente diventa un sicuro rifugio per i pontefici che si trasferiscono in loco per evitare quelle rotte cruente tra i papalini e gli imperiali che si consumano a Roma. Rieti in quel periodo diventa un grande cantiere, i papi sono costretti a innalzare case per i loro funzionari, i medici della corte pontificia, le guardie papaline, e dunque queste alte case torri nel corso dei secoli saranno trasformate e porteranno agli ambienti che oggi formano la Rieti sotterranea. Pertanto la Rieti sotterranea è un contenitore straordinario che affascina e sorprende i visitatori, all'interno del quale è possibile ritrovare anche un presepe realizzato allo scopo di ricordare a tutti quelli che ci fanno visita che siamo nella Valle dei Mille Presepi, un progetto pensato dal nostro vescovo, Monsignor Domenico Pompili, allo scopo di collegare idealmente la cittadina di Greccio, luogo dove Francesco nella notte di Natale del 1223 ha realizzato il primo presepe vivente della storia. In questo itinerario ideale i visitatori trovano 1000 presepi e
Uno di questi è certamente quello che si trova nella Rieti sotterranea. Le visite si svolgono regolarmente il sabato alle 18 e la domenica alle 11. Osserviamo gli stessi orari nei giorni prefestivi e nei giorni festivi e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi vivere la magia ma anche la sorpresa di trovare un patrimonio archeologico e storico di grande interesse. Adesso per l'invito in dialetto diamo la parola alla simpatica signora Anita Pitoni Stella, classe 1925. Rieti è una città da vedere. È vero che a ogni mamma è bello un figlio suo, ma insomma, però in questo caso la città è veramente bella da visitare. Allora, sa che vi dico? Ma veniteci a Rieti, no, a vederla sta bella città. Ci stanno tante cose da vedere. A cominciare dal fiume, che è una meraviglia, un panorama ci sta da vedere con Termenillo che sta in fondo, bisogna che ci venite a vederlo, perché se no non vi potete rendere conto di quello che è. Vi incontro può essere per strada e mi salutate, mi dite, oh, è la signora che ci ha detto di a vedere la città. E allora io va contento, vi accompagno pure, se ce la faccio. La città di Rieti, con tutte le sue positività e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti, vi aspetta. Buone passeggiate nella Valle Santa Reatina. A presto!